Ma già cattato a Llorente, ma già cattato a Fernando Llorente, t'ha fatto sta doppietta. Uè, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolès. Il Napoli che vince 4-1 a Lecce. Juventini pensavate che il Napoli poteva inciampare, invece non ha inciampato, anzi ha fatto doppietta il vostro ex Fernando Llorente, lo conoscete? L'avete conosciuto. Allora ragazzi, parliamo della partita, il Napoli che sbanca Lecce per 4-1, ovviamente ci sono episodi che faranno parlare la gente, faranno tanto parlare la gente, ma a me che me ne fotte. L'importante è che il Napoli ha fatto i risultati e stiamo a posto. Allora, calcio di rigore di Insigne, che è stato ripetuto sulla parata di Gabriel nel primo calcio di rigore. Allora, il regolamento dice che il portiere non può muoversi mentre sta tirando l'attaccante, chi c'è in coppo calcio di rigore, insomma, chi sta calciando il calcio di rigore. Gabriel fa quel passo avanti, tanto basta per far ripetere il calcio di rigore. Mi dispiace per i tifosi del Lecce, per il portiere che magari si è sentito un po' amareggiato dopo aver parato il rigore, ma le regole sono queste. Il nostro Lorenzo Insigne, meno male, a Rop riesce a fare gol. Ma comunque il Napoli che vince 4-1 con la doppietta di Fernando Llorente, Lorenzo Insigne e Fabio Ruiz. Fabio Ruiz che gol che ti fa, se la mette sul sinistro, sappiamo, perché se tu gli dai spazio sul sinistro a Fabio Ruiz, c'ha un bellissimo tiro. Lui e Zelinski hanno un tiro da fuori area potente. Zelinski, va buono, eh? E Fabio Ruiz fa il suo gol alla perfezione. Fa un grandissimo gol Fabio Ruiz. Il Napoli che già nell'intervallo mette le cose in chiaro, va all'intervallo per 2-0, ma il Lecce nel primo tempo fa una grande prestazione, anzi il Lecce ha anche qualche occasione, a parte Farias, però comunque il Napoli non è che abbia rischiato tanto nel primo tempo, anzi più nel secondo tempo il Lecce ha fatto una buona prestazione cercando di magari riaprire la partita. Invece il Napoli trova un altro gol di Llorente come il primo gol da rapinatore d'area, perché Llorente stando lì l'ha buttata dentro. Il secondo gol sempre sul rimballo, diciamo su un colpo di testa di Llorente, e poi si trovano la palla lì e fa gol. Ma comunque Llorente che anche nel secondo gol si fa trovare pronto in area e fa gol, dove pensavano che era fuori gioco, ma fuori gioco non c'era, perché quell'atto difensore del Lecce stava dormendo in area, si stava piando un caffè per non dormire, ma già stava dormendo secondo me. Difesa del Lecce da rivedere, perché altri 4 gol presi in casa sono pesanti. Mi è piaciuto del Lecce Farias e mancò su oltre il gol fatto sul calcio di rigore, però poca roba, perché solo un gol. Ovviamente c'avevano il Napoli davanti, non c'avevano Pingo Palline, c'avevano il Napoli che è forte. Il nostro Napoli ha lasciato desiderare qualche volta in difesa. Ospina ha fatto una cavolata quando magari aveva fatto una grande parata, poi va a due calci di rigore, va a piede kill. Che cacchio fa? Mica un pallone, chi le sue piede, Ospina. Ti hai fatto una birra alla spina, ho bello e capito. Invece la difesa, bene Koulibaly, Maksimovic anche mi è piaciuto oggi, devo dire la verità, ha fatto una grande partita anche Maksimovic in fase difensiva, non ha fatto rimpiangere Manolas secondo me. Malquit da rivedere perché ha fatto anche un retropassaggio molto pericoloso. Elmas oggi non mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Ruiz e Zelinski hanno fatto bene, invece secondo me Insigne anche non è stato in partita. Ospina ha fatto delle grandi parate dopo la cavolata che ha fatto, perché ha fatto un grande errore là. E comunque voglio 4-1 meritato, perché comunque al di là delle sciocchezze che si sono fatte, perché qualche volta si fanno delle cazzate in saccio, come facciamo a fare sti cazzate, che a volte commettiamo errori facili, banali, no? Niente, l'importante era il risultato, ci siamo riusciti, ci siamo pigliati questi 3 punti a Lecce e ora andiamo terzi a 3 punti dall'Inter e a 2 dalla Juventus, se non mi sbaglio, sì, mi sembra 2. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, lasciate tanti like, no, forse uno dalla Juve, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale, fatemi sapere il vostro parere. Buona serata a tutti da Napoliello 87 e forza Napolès.